Buonasera a tutti, sono Maria Zambon, porto saluti dell'amministrazione comunale di Conegliano e dei comuni partner del progetto Digitiamo. Ci troviamo qua questa sera per affrontare insieme il seminario Sicurezza dei dati e Smartphone, evento formativo del progetto Digitiamo, finanziato con i fondi Porfes 1420 Azione 231. Il nostro formatore di questa sera è l'ingegner Davide Grossato, che già conoscete dagli incontri precedenti, fondatore di Spilotech, già docente universitario presso la Facoltà di Ingegneria Informatica di Padova. Presente anche la collega Serena Cesca delle politiche giovanili, Giovani in Formacità del Comune di Conegliano, e la dottoressa Caterina Munafò, Project Manager, specialista della formazione di T2I. Io passo allora la parola all'ingegner Grossato per l'inizio di questo seminario. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Buonasera, condivido lo schermo. Lo schermo, condividi. Ecco qua. Adesso dovreste vedere i lucidi come l'altra volta. Intanto, ben ritrovati a tutti, grazie di essere qui anche questa sera, un po' meno numerosi, però comunque ho visto che qualcuno era già collegato da un po', quindi avrete sentito anche le chiacchiere del backstage prima della registrazione, in cui spiegavo che quello che vedremo stasera è quasi una decina d'anni che presento nelle scuole agli studenti, ai genitori, ai cittadini, agli insegnanti, perché ho fatto diverse sessioni anche con insegnanti. È un tema che sta molto a cuore, perché veramente è un qualcosa che mi piace molto divulgare e parlarne. Perché? Perché dai tempi dell'università sono rimasto affascinato a questo strumento e, come tutti gli strumenti, va capito. Anche qua, rapidamente, per chi non c'era le altre volte, io sono Davide Grossato, ho avuto un paio di esperienze in aziende private, 18 anni di esperienze in aziende private o semipubbliche come Rapolesi Innovazione o T2I adesso, poi in un'azienda come Habitat, e dopo 18 anni di lavoratore dipendente mi sono licenziato e ho fondato una società mia che si chiama appunto Inspiro, come lo vedete da tutte le parti. Sono un informatico, ho tolto la parola ingegnere perché ho visto che a qualcuno è una parola un po' fastidiosa, quindi l'ho tolta. Sono un semplice informatico, non sono un legale, quindi un avvocato, quindi su questioni legate alle norme eccetera non sono preparatissimo, anche se ho le mie idee. E non sono neanche un psicologo. Questi corsi spesso sono tenuti da psicologi che parlano della gestione del lato umano. Io sono un tecnico, quindi ne parlerò essenzialmente come strumenti, e voi dovrete con la vostra testa capire come vanno usati, ok? Come usarli e come gestirli. Questa volta, oltre ai lucidi, a questa registrazione di questa presentazione, avremo anche la possibilità di un manuale scritto da Paolo Attivissimo, che è un amico che conosco diversi anni, che ha scritto Facebook e Twitter, manuale di autodifesa. A me piace poco il titolo di autodifesa, perché dà una connotazione negativa dei social, degli smartphone e degli strumenti che usiamo per accedere a internet.
Però diversi tratti che gestiremo stasera, che presenterò stasera, sono tratti liberamente da questo manuale, che comunque per chi è interessato è liberamente scaricabile, gratuito, stampabile e leggibile. Cosa vedremo? Qua vedete già una delle mie immagini preferite. Sono un appassionato di fumetti, se non si fosse capito. Vedete che c'è Spider-Man che ha il diavoletto da una parte e l'angelo dall'altra parte. Il programma che vedremo stasera sarà proprio composto da queste parti. Ci saranno alcune fasi in cui andremo a vedere alcuni aspetti su cui fare attenzione e avremo delle parti in cui vedremo come fare attenzione, proprio praticamente come gestirlo. A volte i consigli saranno molto semplici, altre volte saranno un po' più articolati, però più in generale ho visto che è meglio dare dei messaggi semplici perché arrivino. Ok? Quindi partiamo subito con due premesse. Allora, questo l'avevo già accennato in uno dei precedenti seminari, ovvero il concetto di rischio. Quando noi siamo per strada e guidiamo, ci sono tutta una serie di azioni che noi possiamo fare per diminuire il rischio e una serie di azioni che servono invece per aumentare il rischio, ovvero il rischio di fare incidenti, il rischio che succedano cose brutte. E lo stesso parallelo che adesso faremo vale anche per internet. Ovvero, se noi non usiamo questi affari, liberissimi di farlo, però ci priveremo di una grossa libertà, di un grosso strumento, di una grossa opportunità che nessuna altra generazione prima della nostra ha mai avuto. Esattamente quello che ci priveremo se noi non andiamo in auto. Se noi non andiamo in auto non potremo vedere posti nuovi, non potremo conoscere gente nuova, non potremo andare in vacanza, non potremo fare mille cose. Okay. Allora, se io guido e devo venire a trovarvi a San Fior, stasera andiamo a San Fior invece che proprio sempre Conegliano, quindi io parto da casa mia e arrivo a San Fior. Che probabilità ho di arrivare sano e salvo a San Fior senza fare incidenti? Rispetto al limite della strada, sono di giorno, sobrio, ho una probabilità del 95% di arrivare sano e salvo. Prima considerazione, la percentuale non è mai del 100%. Perché? Perché ci sono delle cose, delle azioni esterne su cui io non ho controllo. Se definitelo come preferite, non rispetta uno stop e mi viene addosso, è un qualcosa che è sotto il mio controllo? No. È qualcun altro che ha deciso, o per errore o perché ha voluto, mi è venuto addosso e quindi io ho fatto un incidente. Quindi non si ha mai il 100%. Di contro, stesso viaggio, stesso percorso, quindi da casa mia a San Fior, però guido di notte, ubriaco, bendato, contromano. Che probabilità ho di arrivare sano e salvo? Se qualche dio in cui credete vi mette una o anche due mani, magari ho una probabilità di arrivare una su 100, una su 1000, una su 1.000.000. Però capite che i due casi sono estremi, sono opposti, e qua mi porta alla seconda considerazione. Quelli che mi dicono, vabbè, ma a me non è mai successo, potrebbe essere fortuna. Perché? Perché ma io ho sempre la stessa password, vado sempre anche su siti poco raccomandabili e non mi è mai successo niente. Vabbè, sei stato fortunato, non è che perché ti sei comportato così allora non ti è successo niente. Sei stato fortunato che non ti è capitato niente. Viceversa, anche comportandosi benissimo, possono succedere delle cose spiacevoli. Ed è proprio questo, il bilancio rischi-benefici.
Io potrei anche non usare l'auto, però cosa mi perderei? Perderei tantissimo. Io posso anche non usare gli smartphone, però cosa mi perderei? Possibilità di restare in contatto con tutti gli altri, di partecipare a eventi, di vedere cose, di imparare, di conoscere. Di contro, c'è un rischio che posso tenere basso comportandomi in una certa maniera, che succedono cose brutte anche alle persone per bene. Ok? Questa è una citazione abbastanza famosa. Quindi questa è la prima considerazione. Seconda considerazione. Come avete sentito prima, già quando mi sono presentato, che ho detto che io sono un tecnico, eccetera, ho parlato di strumenti. E gli strumenti non sono di per sé buoni o cattivi. Questo lo spiego, l'ho già accennato l'altra volta, però lo ripeto in maniera significativa questa volta. Un'automobile non è di per sé buona o cattiva. L'automobile mi è servita per arrivare a San Fior e quindi è positiva. Però se io quella stessa automobile la uso per andare a fare una rapina, non è che l'automobile diventa negativa. È sempre la stessa automobile, è io che ne faccio un uso diverso, sbagliato, criminale. Questo per tentare di sottolineare che spesso gli strumenti informatici sono facilmente demonizzati. Cosa vuol dire? Succede che su eBay vendono una cosa proibita, chiudiamo eBay. Su Telegram ci sono dei gruppi di pedofili, chiudiamo Telegram, chiudiamo quei gruppi, perseguiamo quel venditore su eBay, non chiudiamo. Con le automobili si possono fare incidenti, basta, proibito l'uso delle automobili. No, come facciamo a muoverci senza automobili? Quindi, ripeto, sono solo esclusivamente strumenti. Quelli che andremo a vedere stasera sono alcuni aspetti di usi negativi ed eventualmente comportamenti positivi per correggere o evitare i comportamenti negativi. Perché? Perché, ripeto, i social, le email, l'altra volta abbiamo visto la firma digitale, la carta d'identità, lo SPID, tutto quello che vi viene in mente sono solo esclusivamente strumenti che di per sé non sono né buoni né cattivi. È l'uso che se ne fa. So che anche questa sembra una banalità, però ricordatelo quando la prossima volta in cui vorranno chiudere qualcosa di internet, un sito o un qualcosa, un servizio, uno strumento. Bene, partiamo. Partiamo con una nota di colore. Quanti di voi sanno che cos'è un meme? Sicuramente i vostri figli, i vostri nipoti sanno benissimo perché riconoscono le foto che vedete sullo sfondo. Io per spiegare il meme mostro sempre questo caso. Il meme è una immagine che viene presa e ripresa 1000 volte, trasformandone il significato ogni volta. Però lo faccio con questo che è un meme abbastanza famoso. Perché? Perché è un meme storico, ovvero il manifesto che vedete a sinistra è un manifesto originale della Seconda Guerra Mondiale apparso sui muri di Londra per motivare la popolazione. Quindi non è un'invenzione di internet, è proprio un qualcosa di storico. È stato ripreso così tante volte. Ok, avete mai visto Keep Calm and mangia ciliegie, Keep Calm e fai qualcos'altro, che è diventato anche una delle mie versioni preferite, Keep Calm and Call Batman, ok? Che è sempre un fumetto, che è, anche se non è della Marvel, ma è della distinta concorrenza, però è comunque un fumetto, ok? Questo come intermezzo perché poi mi arriverà utile per altri concetti che vedremo dopo. Partiamo con il primo comportamento. Questo è uno dei miei preferiti, soprattutto quando faccio questi seminari in presenza. Perché? Perché faccio alzare la mano
a tutti quelli che non si sono mai sbagliati chat di WhatsApp o di Telegram, di quello che usate, di Messenger, quello che usate. Di solito su una platea di 300 persone, 400 persone, alzano la mano in 2 o 3, a cui non è mai capitato di sbagliare chat. E a cui rispondo che è sempre solo una questione di tempo. Perché? Perché è inevitabile di fare come questa mamma. Mamma, allora confermo che mi fermo a dormire da Cinzia. Ok, amore, mi raccomando, fatele brave. E subito dopo, Silvia va a dormire a casa di Cinzia stasera, quindi abbiamo una casa libera. Che ne dici se festeggiamo come si deve? Potrei indossare qualcosa? Cosa vorresti? Mamma, mi sa che hai sbagliato chat? Ah, scusa, non era per te. Questa è una cosa molto leggera con cui ho deciso di partire, perché gli equivoci fanno parte della normale comunicazione, nel normale uso degli smartphone. E mi serve soprattutto per introdurre la prima cosa, il primo consiglio che mi sento di dare, che vedremo poi verrà ripreso in più e più volte, che è quello di scrivere, pubblicare foto che fareste leggere solo a vostra nonna, a vostra zia, a vostra mamma, dopo dipende insomma un po' dalla vostra età. Perché? Perché se vi viene il dubbio che quello che state per scrivere potrebbe essere nocivo per qualcuno, o c'è qualcuno che potrebbe danneggiarvi o essere danneggiato da quello che state scrivendo, evitate di scriverlo. Perché? Non lo so, questa non è mai stata codificata, però esiste una strana legge che se su 8 miliardi c'è solo una persona che non deve saperlo, quella sarà la prima a saperlo. Perché? Perché viene fatto uno screen. Ma io l'ho messo in una chat in cui non si possono fare gli screen, benissimo, arriva un altro con un altro cellulare, fotografa lo schermo del primo e fa girare lo screen. Ormai non si può mai fare affidamento, per esempio, ma io su Facebook ho impostato che solo i miei amici lo possono vedere. Sì, peccato che quella opzione abbia anche gli amici degli amici, e molto spesso tra gli amici degli amici c'è anche chi non deve leggerlo. Quindi per tutti i contenuti che andiamo a pubblicare, eccetera, io faccio sempre questa riflessione. C'è qualcuno che potrebbe essere danneggiato da quello che sto scrivendo, o che potrebbe non essere contento, non serve arrivare al danno. Potrebbe essere spiacevole se quello che sto scrivendo fosse per qualcuno. Faccio un pensiero, se ho il dubbio non lo scrivo. Questo è mio. Dopo ci sono anche attivisti politici, religiosi, insomma, ci sono persone di tutti i tipi sui social, eccetera, e quindi ognuno li usa come meglio crede. Personalmente penso che se devo scrivere o pubblicare una foto che potrebbe essere spiacevole per qualcuno, evito di farlo. Non ho citato a caso proprio i dati di origine politica, sessuale o religiosa, a cui, secondo l'ultimo anche GDPR, ne avrete sentito parlare almeno in forma di sigla, vanno aggiunti i dati di orientamento filosofico, ovvero per esempio, non so, qualcuno tifa Juve, Milan o Inter, quello è diventato un dato sensibile. Perché? Perché se io devo pubblicare un qualcosa, un'informazione, una foto che riguarda l'ambito politico, sessuale, religioso o in generale filosofico, devo prestare particolare attenzione. Dopo ripeto, ognuno è libero di scrivere quello che pensa, quello che vuole, però dopo deve essere anche libero di accettare le relative conseguenze. Se voi vedete, se mi seguite nei social, adesso avete visto prima la mia pagina che potete seguire, eccetera. Il mio orientamento politico, per esempio, non traspare, anche se ne ho uno ben preciso. Perché? Perché ho sempre evitato di pubblicare, mettere mi piace,
il mio orientamento sessuale, anche se comunque è intuibile, ho una moglie e una figlia, e quindi insomma, però non ho mai emesso per esplicito indicazioni in merito, men che meno religioso o filosofico. Ecco, per esempio, magari ho scelto di segnalare la mia adesione a associazioni di volontariato come l'Avis. Ok, quelle sì, però sono scelte e ne sono consapevole. Ok? Se vedete, questo seminario lo chiamo spesso uso consapevole di internet, quindi io so, o almeno ho l'illusione di sapere quello che faccio. Ok? Dopo, se scelgo di pubblicare la mia adesione all'Avis, so che qualcuno magari ce l'ha a morte con l'Avis e quindi potrebbe averla a morte con me, però io ho scelto di rendere noto che sono un donatore. Partiamo invece adesso con le cose un po' più delicate rispetto agli equivoci che abbiamo visto prima, ovvero le assunzioni. Io adesso ho fatto il salto, prima percepivo lo stipendio e adesso invece li pago. E ho bisogno di collaboratori, guardate bene, non dipendenti, collaboratori. Vi stupirei se vi dicessi che oltre a leggere il curriculum vado a vedere i profili social dei candidati. Vi direi una cosa così straordinaria, vi direi una cosa così strana e diversa. È normale sapere, capire com'è la persona con cui voi andate a collaborare. Io ho avuto molti esempi di casi in cui i miei studenti a ingegneria hanno perso delle ottime occasioni perché hanno reso noto, per esempio, il proprio orientamento politico. Sia da una parte che dall'altra è molto paritaria questa cosa, ovvero io ho avuto ragazzi che erano palesemente di sinistra, che però nel momento in cui ho mandato il curriculum a qualche azienda, l'imprenditore mi ha detto: guarda, io non voglio un altro sindacalista tra i miei dipendenti e quindi mi dispiace ma non posso accettare il candidato. Viceversa, altri che invece magari erano più di volontà di destra hanno mandato il curriculum in aziende magari che erano delle aziende sociali, delle aziende insomma cooperative eccetera, e hanno detto: guarda, io non posso avere un fascista tra i miei dipendenti. E la cosa, vedete che è già difficile trovare lavoro, cioè perdere delle opportunità perché io ho espresso in maniera eclatante o comunque in maniera fortemente negativa, del tipo, non so, qualcuno pubblica una minnaia, quelle per spaccare la legna, e scrive: accetta anche tu un comunista o un fascista. E vedete che è una posizione molto forte espressa nei social. Ecco che allora diventa un problema. E ripeto, io ho avuto diversi imprenditori che mi hanno detto: guarda, il tuo ragazzo bravissimo, voti straordinari, però ho questo dubbio. Poi dopo a volte mi è capitato anche, non so, che qualcuno l'ha perso anche per delle stupidaggini. Vi faccio un esempio: voi siete un imprenditore, dovete assumere una persona e vedete che questa persona tutti i sabato e le domeniche pubblica post dove dice: ah, stanotte ci siamo ubriacati a bomba, 16 shot, 8 birre, sono tornato a casa alle 3. Secondo voi il lunedì mattina quanto produttiva è quella persona lì? Per carità, ha 20 anni, 25, quindi ha un fisico che è 8 volte il mio. Però permettetemi di dire che forse sarà geniale, sarà tutto quello che vuoi, però il lunedì mattina secondo me non è proprio da far lavorare in azienda, in fabbrica o a macchinari di precisione. Perché? Perché potrebbe creare qualche problema. Vedete che anche queste sono stupidaggini pubblicate.
però possono creare dei problemi. Ritorniamo a condividere. Anche in questo caso, qual è il consiglio? Vedete che, a suon di ripeterlo, spero che prima o poi arrivi, il consiglio è molto semplice. Scrivi sempre quello che faresti leggere a tua nonna. O magari tua nonna è più comunista o più fascista di te, però quello è un altro paio di maniche. Però se tu scrivi che ti sei ubriacato tutta la notte e hai spaccato tutto, magari tua nonna, tua zia, tua mamma o comunque la persona che ritieni più opportuna non è così felice. Ok? Infatti vedete anche l'espressione di questa dice: cos'è che ho appena letto? Ok? Di contro, anche questo è un tema che riguarda magari le persone un po' più grandi. Esattamente a specchio rispetto alle assunzioni c'è il problema dei licenziamenti. E io non sto parlando di persone poco intelligenti come questo che scrive "Oh my God, I hate my job", "Oh mio Dio, io odio il mio lavoro", e si dimentica che tra i suoi amici c'è anche il principale, c'è anche il presidente, il direttore che l'ha assunta, che la paga. Il my boss è questo qua che risponde sotto. Questo è una persona poco furba, per essere gentili. Perché? Perché anch'io tra i miei amici ho sempre avuto il mio direttore, la mia proprietaria, comunque la persona che mi pagava lo stipendio. E andare a parlare male della propria azienda, della propria società nei social, sperando che quella persona non venga a vederlo o sentirlo, è proprio stupido. Io sto parlando anche di casi come la professoressa che vedete in basso a sinistra, che per questa foto ha perso il lavoro. E vedete che non è una foto osè, al mare, robe strane. Ha un bicchiere di vino in una mano, un bicchiere di birra nell'altro e sorride alla telecamera, non sta facendo niente di strano. È nel suo tempo libero, si diverte, sta con gli amici, ha fatto una foto stupida con un bicchiere suo e uno di un suo amico. Ecco, per il convento di suore dove lei esercitava, questa è un'immagine poco consona alla tenuta morale dei valori insegnati presso quella scuola, e quindi questa foto ha costituito motivo valido per il licenziamento di questa professoressa. Per me hanno sbagliato le suore, non ci piove. Però capite come può essere sottile, come può essere mal interpretata qualsiasi informazione, anche la più banale delle foto. Se cercate un attimo su internet troverete decine di casi di persone che hanno perso il lavoro per quello che hanno scritto nei social o che hanno scritto col cellulare. Siamo tutti responsabili di quello che facciamo, di quello che scriviamo, però perdere il lavoro per una foto, per una cosa del genere, capite bene che è spiacevole. Delle volte si perde anche il lavoro, come in questo caso, perché il datore di lavoro sbaglia, però capite bene che è una questione abbastanza delicata. E anche qua il consiglio, l'abbiamo visto una volta, l'abbiamo visto 2 volte, quindi scrivi solo quello che faresti leggere a tuo nonno, perché per la parità dei sessi dobbiamo citare anche il nonno. Ormai il concetto dovrebbe esservi arrivato. Se avete il dubbio che quello che andate per scrivere potrebbe essere fare qualche danno, potrebbe avere generare qualche problema con qualcuno, evitate magari di scriverlo. Perché? Perché se vostro nonno lo leggesse, o vostro zio, vostra moglie, vostro marito, la persona più a cara che avete, magari evitate di scriverlo. E ho messo anche il nonno perché il nonno sta già guardando il prossimo lucido,
che è quello delle foto intime. Questo, vedete che nell'escalation è un tema abbastanza pesante. Perché? Soprattutto nelle scuole o comunque in una certa fascia d'età. Dopo siamo nella fascia degli adulti, siamo tutti adulti e spero anche vaccinati ultimamente, e quindi siamo liberi di fare come meglio crediamo, e su questo argomento si potrebbero aprire interi seminari sull'uso dello stigma sociale per lo scambio di foto, robe del genere. Però io di solito in questa occasione racconto sempre la storia che è capitata a Adria. Adria è un paesino in provincia di Rovigo, a metà tra il mare e Rovigo, e molto famosa perché ha dato il nome al mare Adriatico, eccetera, eccetera, dove c'è stata una ragazza di 14 anni che allora, quindi non c'era ancora così diffuso internet come lo abbiamo adesso, i video, eccetera, ha fatto un video con il proprio ragazzo che aveva... No, lei ne aveva 16, lui ne aveva 18, quindi lui era già maggiorenne. Hanno fatto un video intimo, liberissimi di farlo, però si sa come funzionano queste cose, che quando hai 16 anni, insomma, può capitare di tutto, e si sono lasciati. E lui che cosa ha fatto? Ha mandato un MMS, quindi non c'era ancora WhatsApp diffuso, eccetera, a tutti i compagni di classe di questa ragazza. Il risultato, ve lo faccio breve, la ragazza dopo 2 anni si è sparata, è morta. Io ho parlato con dei testimoni che l'hanno visto quando è stato comunicato al padre, che era un medico abbastanza famoso, che è un medico abbastanza famoso, con l'avvocato che ha aiutato la famiglia a gestire, e lì era problematico perché oltre il dramma del suicidio, della perdita di una persona giovane, così, c'era anche il dramma che questo era comunque materiale pedopornografico, che era stato diffuso, che era stato conservato nei cellulari di tutti i propri amici, e quindi sono arrivate condanne non solo per il ragazzo, ma anche per gli amici che hanno diffuso il video o che l'hanno conservato. Ma a me l'hanno mandato, sì, però tu non l'hai cancellato, quindi è comunque detenzione di materiale pedopornografico. E quindi capite che in queste situazioni è una cosa difficile da gestire. Perché? Perché non ci rendiamo conto di come queste foto, queste informazioni intime possono scappare. Io ho tante ragazzine o tanti ragazzini che mi dicono ma io faccio le foto solo per me. Vero? Ma io non le pubblico. Bravissima. Ma io non le mando su WhatsApp. Bravissima. Peccato che questo faccia un backup in cloud. Non so, c'è anche il film Into the Cloud, però mai capitato che una ragazzina avesse il backup del proprio iPhone sul cloud, e questo account era replicato sul Mac dello zio che si è visto arrivare tutte le foto che aveva fatto la ragazzina, sua nipote. Capita spessissimo, perché? Perché non abbiamo, una volta che queste informazioni esistono, ne perdiamo il controllo, è un po' come un figlio, una volta che mettiamo al mondo un figlio, non è più sotto il nostro controllo, è sotto il nostro controllo in maniera relativa. Non è così facile, vedremo poi che esiste un fenomeno che si chiama effetto Streisand, non è facile cancellare un qualcosa che ormai è pubblicato, che ormai esiste. Perché? Perché magari dopo lo zio, l'amico, il fratello, magari avevo configurato il mio account per un pomeriggio che ero andato a studiare da Piero, però Piero dopo non l'ha più rimosso e quindi si è sincronizzato sul suo PC. Insomma, queste foto, queste informazioni, so che il mio sarà un consiglio un po' naif, un po' semplicistico, però è meglio non farne. Se noi non le facciamo, queste non possono andare in giro, neanche per sbaglio, anche in maniera non voluta. Se non esistono, non possono andare in giro.
Ripeto, so che è un problema, è un argomento delicato, perché se ne potrebbe parlare, ripeto, per delle ore, c'è bisogno di un intervento di psicologi e io sono un tecnico. E per questo vi do un consiglio così naif, così infantile, perché andrebbe gestito in maniera diversa, andrebbe gestito a livello culturale della società, andrebbe gestito in maniera diversa. Io nel mio piccolo consiglio di non farne. Voi non troverete mai foto mie osè, perché? Perché semplicemente non le ho mai fatte e quindi anche non sono mai andato in giro. A parte il raccapriccio, il brivido, questo potrebbe rappresentare, però non le ho mai fatte e di questo sono matematicamente certo. Se non le ho mai fatte non possono essere andate in giro. Restiamo con gli argomenti un po' più complicati, che è quello del bullismo. Questa ragazza è una ragazza che si chiama Irene Finotti. Anche lei abita nei dintorni di Rovigo. E tra l'altro vedete che ho scelto queste storie perché non sono storie che si svolgono in California, dove il sole batte forte e e là la gente fa robe strane. Capitano vicino a casa mia, capita all'amico del mio amico, cioè sono molto vicine a noi, possono capitare a chiunque, soprattutto poi con la storia che vi racconterò tra un attimo. Vedete quanto vicine sono. Irene Finotti è stata vittima di non me la sento neanche di chiamarmi scherzi perché secondo me sono dei comportamenti criminali, si chiama inganno in maiale. Irene stava attraversando un periodo della sua vita un po' particolare in cui non si vedeva particolarmente bella e tendeva a isolarsi, a vivere molto nei social, con un fenomeno che adesso, se qualcuno ha visto che sono uscite delle statistiche anche ultimamente, si chiamano ikikomori, mutuando un termine dal giapponese, sta a indicare queste persone che tendono a isolarsi dalla vita reale e viverla nei social. Insomma, questa ragazza viene avvicinata un giorno a scuola dal più figo dell'istituto, rappresentante d'istituto, pallavolista, capitano della squadra di pallavolo, insomma una persona di quelle che sembrava incredibile che si interessasse a lei. Eppure ha cominciato a dire: guarda Irene, ho visto che sei molto carina, che sei molto riservata, che hai degli interessi che sono molto vicini ai miei, ti piacciono i fumetti, ti piacciono le poesie, ti piacciono... insomma comincia a corteggiarla, a sentirsi, eccetera. Fino a quando non la convince ad andare a fare un weekend in Olanda, ad Amsterdam. E cosa succede? Succede che Amsterdam probabilmente non l'hanno neanche vista, sono rimasti sempre in albergo, hanno 18 anni, hanno 20 anni, sono giovani, forti, belli, carini, insomma, Amsterdam probabilmente l'hanno visitata poco. Però al ritorno in Italia lui sparisce, non risponde più ai suoi messaggi, non risponde più ai suoi telefoni, sparisce. E lei scopre che su alcuni gruppi compaiono delle foto sue intime scattate in albergo, con frasi tipo: avete mai visto una balena spiaggiata? Cosa succede a una balena quando rotola? Anche dei brevi video. Insomma, succede che si accorge di essere oggetto di appunto questo comportamento criminale, perché non me la sento neanche di chiamarlo scherzo. Gli scherzi sono divertenti, questo proprio è criminale, punto. E viene bullizzata da tutta la scuola, da altre ragazze che erano le vere compagne di quello che l'ha ingannata e che hanno orchestrato tutta questa cosa per poter avere questi video, queste foto da poi pubblicare in gruppi Telegram, Facebook, nascosti, segreti, robe così.
Irene però fa l'unica cosa che bisognerebbe avere sempre il coraggio di fare, ovvero fa un'intervista con la Lucarelli, che l'ha intervistata, c'è un articolo che se dopo volete vi mostro, in cui racconta la sua storia. Perché? Perché il vero mostro non è lei, come compare nei video o nelle foto, sono i criminali che l'hanno ingannata e che hanno fatto degli atti di bullismo del genere. Vi racconto proprio questa storia perché oltre a essere molto vicina a noi, rappresenta anche una storia di bullismo molto forte, quindi non lo spintone a scuola, rubare la merendina, questa è roba veramente criminale, che rappresenta anche, che insegna anche a come uscirne. Insegnate ai vostri ragazzi a parlarne sempre con qualcuno, magari con un amico, se proprio i vostri ragazzi, i vostri figli non ce la fanno a parlare con voi, che si confidino con un amico, con un'amica, con un insegnante, con la psicologa a scuola. Adesso avete degli strumenti che quando io ero alle medie e superiori non c'erano, noi non abbiamo mai avuto la psicologa in classe, adesso esiste. Bisogna parlarne. Perché? Perché uno dei primi comportamenti che fanno i bulli è proprio quello di isolare le vittime. Non parlarne con nessuno, altrimenti ti picchio. Non parlarne con nessuno, altrimenti ti sarebbe un termine che però non mi piace dirlo, ti diffamo ancora di più. Capite bene che l'unica maniera è rompere questo circolo e parlarne con qualcuno che ti aiuti. Ed è non diverso da quello che è sempre accaduto, non è perché avviene tramite questi strumenti qua che allora è diverso. Il bullismo, la violenza c'è sempre stata, solo se hai 16 anni, 14 anni si chiama bullismo perché vai a scuola, perché hai dei bulli. Se invece ne hai 40 come me si chiamano molestatori, stalker. E guardate che il fenomeno è molto diffuso. Perché? Perché può capitare a tutti. E qua ritorna con una storia che mi vede protagonista, che è proprio sintesi di... anch'io ho avuto un molestatore, uno stalker che mi chiamava tutti i giorni, tutte le notti, che mi ha lasciato messaggi in segreteria per motivi suoi. E quindi qua ritorna il concetto che dicevamo prima, io ci sto bene attento a tutto quello che pubblico, eccetera, eppure questo è venuto a trovarmi a casa. Quindi posso eliminare completamente il fatto che succedano cose brutte? No, esiste sempre una porzione che è fuori dal nostro controllo. Questo non so, avrà visto dalle tracce che ho lasciato quando vado a correre, avrà chiesto ai vicini, avrà chiesto a qualcuno, non lo so, comunque è arrivato anche a casa mia. E quindi questo per dire che capita a tutti, anche alle donne, è capitato a me, maschio adulto bianco, pure un po' bruttino, e quindi, ripeto, può capitare a tutti. E qua l'unica cosa, esattamente come in precedenza, adesso qua ci saranno fiori di psicologi che potrebbero parlare, eccetera, l'unica cosa è quella di parlarne con un amico, con un'amica, o comunque rivolgersi ai carabinieri. Noi siamo adulti, quindi possiamo andare anche ai carabinieri. Io sono andato ai carabinieri, per questo mi ha lasciato una minaccia di morte in segreteria telefonica. È una cosa grave, bisogna parlarne con qualcuno, non parlarne perché altrimenti, lo dirò a tutti i tuoi parenti, non parlarne perché altrimenti ti picchio perché io sono cintura nera. È complicato da gestire, però l'unica maniera è parlarne con qualcuno. A me è capitato anche di sentire persone che si sono accorte che, per esempio, ci sono state delle loro amiche o dei loro amici che erano vittima di truffe o di raggiri,
proprio perché si sono accorti che magari questi amici hanno cominciato, o amiche hanno cominciato a uscire di meno, a non rispondere più ai messaggi, a dire, si è arrivato a intuire, perché non l'hanno mai detto, che avevano un rapporto con una persona che avrebbero visto la settimana prossima, un appuntamento al buio dove c'erano solo loro due, perché lui è una persona un po' ricercata che sta scappando dalla Russia, che ha avuto dei problemi come oppositore politico. In questi casi ci sono tutti gli elementi per accendere la spia e dire: qua c'è qualcosa che non va, parlatene, ma chi è questo? Posso conoscerlo anch'io? Perché? Perché appunto gli stalker, i truffatori o comunque i molestatori tendono a isolare la vittima. Quindi se voi vedete un amico, un'amica, un parente che vive, anche le sette per esempio fanno molto, hanno comportamenti molto simili, tendono a isolare la vittima, gli altri sono sbagliati, gli altri non capiscono niente, addirittura arrivano a ridefinire il vocabolario. Capite che quando voi arrivate a ridefinire il vocabolario, le parole sono importanti perché descrivono il vostro mondo. Anche sulle parole potremmo fare una serie, 1000 ragionamenti. E qui l'unica maniera per uscirne è quella di parlarne o aiutare le vittime a parlarne con qualcuno. Dopo, anche qua, a me è capitato cose terribili perché i carabinieri davano ragione al molestatore, allo stalker, ma anche qua non dovete fermarvi a quelli, cambiate caserma, andate da un'altra parte. Andate dalla polizia, andate dai vigili, andate dai servizi sociali, non fermatevi, perché alla fine anche questi servizi sono fatti da persone e ogni persona la vive in maniera personale. E quindi, per esempio, a me è capitato di parlare con carabinieri che davano ragione al criminale, non alla vittima. La vittima aveva ancora i segni sul collo del tentativo di strozzo, però aveva ragione lui. Robe inenarrabili. Cambiate caserma, andate dalla polizia, rivolgetevi ai vigili, parlate con i servizi sociali, aiutate gli altri a parlarne. Però dovete fare qualcosa, perché è l'unica maniera per uscirne. Io adesso non voglio dilungarmi perché sono cose un po' particolari che meritano lo spazio adeguato, magari anche da persone più competenti di me, però questo è l'unico consiglio che vi do. Parliamo di argomenti, visto che anch'io ho tirato un sospiro di sollievo, di argomenti un po' più leggeri. E parliamo di argomenti tipo sto a fare qua, ovvero il GPS, ovvero il sistema di geolocalizzazione. E quando faccio questi seminari mi piace spesso chiedere a chi è tra il pubblico quanti di voi hanno disattivato la cronologia delle posizioni. Normalmente su una platea di 300 persone, 400 persone, gli atteggiamenti sono due o tre persone che alzano la mano e dicono io l'ho disattivata. Gli altri 297 sono la cronologia delle posizioni e che cos'è? La cronologia delle posizioni è un qualcosa che è più facile da mostrarvi che non da spiegarvi. È un'opzione attiva in maniera predefinita, che è questa roba qua. Ovvero, voi cercate Google Dashboard, certo, Google Dashboard, il primo account proprio, quindi Dashboard Lavagna, ok? Entriamo, dobbiamo fare accedi, scusatemi, non ho ancora fatto accedi, ma questo mi viene utile per fare una cosa, anticipare una cosa che vedremo dopo, che è questa. Vedete che io vado a mettere la mia password e poi ho attivato la notifica a due
a 2 passaggi che avevo già anticipato la volta scorsa. Io dico sì, nel momento in cui io dico sì, allora entro. In questa maniera, se mi dovessero rubare in un utente la password, comunque ho un secondo passaggio. In alcuni seminari per gioco, soprattutto con i ragazzi, ho dato il mio nome utente e la mia password. E ci hanno provato sempre i soliti 3 che volevano vedere se riuscivano a entrare. Io semplicemente ho detto no sul cellulare e loro non sono riusciti a entrare. Comunque dopo l'ho cambiata la password per sicurezza, però capite bene che se voi prendete un virus o qualcosa che va a leggere quello che andate a digitare. Bene, su Google Dashboard, come vedete, c'è la vostra vita, perché io ho quasi 100.000 conversazioni conservate, ho 9 calendari, ho su YouTube più di 10.000 foto caricate, su Google Drive ho più di 300 file, 187 app, vedete che ci sono tutta una serie di informazioni. Col Maps però c'è l'indirizzo del mio lavoro, eccetera. Posso andare a vedere cronologia delle posizioni. Questa è la cronologia delle posizioni che io tengo attiva, perché è uno strumento per me molto utile. Però vedete già che dai puntini si vede dove sono stato, quando sono stato, cosa ho fatto, cosa non ho fatto. E badate bene che queste informazioni sono registrate non perché io le ho registrate, semplicemente tenendo questo in tasca. E per esempio, non so, vediamo qua a Torino, che è comodo. Allora, a Torino ci sono stato il 18 aprile 2018, questo però è già il ritorno, facciamo il giorno prima, vediamo, il 17, ok, benissimo. Vedete che c'è tutta quanta la cronistoria, cioè da dove sono partito, che sono andato a casa, che sono partito a casa, sono andato a fare colazione, poi sono tornato a casa perché mi ero dimenticato gli occhiali, poi ho guidato per 131 km, mi sono fermato in autogrill a mangiare dalle 13:27 alle 14:14, poi ho guidato per altri 285 km, ho fatto il check-in all'hotel Urbani dalle 17:45 alle 18:17, poi sono andato a fare una passeggiata, ho camminato, sono arrivato in centro a Torino dove ho fatto le foto a mia figlia e a mia moglie, ho fatto un'altra foglia e poi alla sera sono andato a mangiare in questa pizzeria Stars and Roses, ho fatto le foto a mia figlia e a mia cognata e poi dopo in 9 minuti sono ritornato per le 21:19, quindi anche se è stato anche ok con il lockdown, col coprifuoco, sono tornato all'hotel Urbani dove avevo fatto il check-in. E avete già visto che il giorno dopo è uguale. Mostra tutto quello che ho fatto il giorno dopo. Ripeto, queste foto non le ho taggate, semplicemente le ho tirato fuori il mio cellulare e le ho fatte. Dopo l'ho preso, l'ho rimesso giù e dopo ho fatto altri 200 metri a piedi e poi ho fatto un'altra foto. Quindi, ripeto, non ho fatto niente di strano per registrare queste informazioni. Eppure vengono raccolte, perché dopo vi chiede: ma com'era in pizzeria Stars and Roses? Com'era? Perché poi dopo magari, non so, rileva informazioni in merito al traffico, quanto traffico c'era, se hai trovato code, dove le hai trovate, perché le hai trovate, quanto tempo sei rimasto in coda, dove sei stato, cosa hai fatto, ti chiedono recensioni magari dell'hotel Urbani dove hai soggiornato, così via. Ripeto, questo si può vedere anche di ieri, dove sono stato, cosa ho fatto a giugno, non mi ricordo cosa ho fatto alla Festa della Repubblica. Alla Festa della Repubblica ho fatto un giro a piedi e poi sono andato in pizzeria. Vedete? È qualcosa di molto molto potente. Capite bene però che questo è uno strumento. Capite bene che io lo tengo attivo perché lo uso in maniera positiva e costruttiva. Com'è che lo uso? Lo uso in maniera, per esempio, a me serve per quando faccio rendiconto spese.
Quindi non solo per mostrarlo durante questi seminari, ma anche per fare il rendiconto spese a maggio 2021, dove sono stato, invece di ricordarmi di registrarmi la missione a Padova dal cliente X, qua so già che sono stato dal cliente X dalle alle, e quindi posso accreditare un tot di ore e fare quindi la scheda costi, fare la scheda interventi, fare la scheda del rimborso spese. Però scommetto che avete un brividino qua, perché pensate magari a qualcuno che ha il controllo, la maniera del controllo. Avere accesso a queste informazioni è fondamentale. Io ricordo una signora che durante un seminario è venuta a chiedermi come disabilitarlo, perché suo marito vedeva che tutte le mattine per andare al lavoro ci andava a piedi, ci impiegava 5 minuti, la mattina ci ha messo 7 e le ha chiesto con chi si è fermata a parlare, perché ci ha messo 2 minuti in più della media. Con chi ti sei fermata a parlare stamattina? Con nessuno. Allora perché ci hai messo 2 minuti in più a arrivare al lavoro? Queste sono cose terribili. Perché? Perché ognuno di noi deve avere la propria libertà. Vedete che comincia ad essere un problema. A me è capitato, per esempio, una mamma che mi ha detto che sua figlia a un certo punto stava guidando e mi ha detto: ah, fermati in questo bar, perché c'è Mario. E tu come fai a saperlo che c'è lì? Te l'ha scritto su WhatsApp? No, no, perché abbiamo condiviso la cronologia delle posizioni. Nel momento in cui succede questo, vi si deve accendere la lampadina, c'è qualcosa che non va. Perché? Perché è mania di controllo. In quel caso va disattivata. Dopo vedete anche qua come la stessa situazione in contesti diversi possa cambiare prospettiva. Esempio, io ho accesso alla cronologia delle posizioni del cellulare di mia figlia. Quindi quando lei va in gita, andava in gita, quando lei va in uscita, eccetera, io so sempre dov'è, senza che lei debba scrivermi: sono qua, sto arrivando, sono dalla Sofia, sono dalla Agatha, sono di qua e sono di là. Io lo so. E lei anche sa che io so, e quindi è più tranquilla. Entrambi siamo più tranquilli. Però ho insegnato a mia figlia che nel momento in cui vorrà cambiare la password e vorrà rendersi autonoma, potrà farlo. Perché? Perché fa parte delle sue libertà, fa parte delle sue responsabilità. So già che lo disabiliterà quando vorrà andare in camporella. Vabbè, insomma, libera. Io spero solo di averle insegnato, per quando succederà, a essere autonoma, a essere responsabile dei propri comportamenti. E quindi vedete, questo è uno strumento che è attivo in tutti i cellulari. Sugli Android si chiama cronologia di posizione, su iOS dove è il mio cellulare ed è basato sulle stesse analoghe tecnologie e memorizzazioni. Se non lo usate per nessun motivo, il consiglio che vi do è comunque quello di andare in Google Dashboard e andarlo a disattivare. Vedete, cronologia di posizioni on, potete andare e disattivarlo, eliminare l'eliminazione automatica o gestire le attività, cioè quello che volete che venga conservato e quello che non venga conservato. Perché? Perché vedremo poi che la libertà è una delle parti fondamentali dell'essere umano, esattamente come la privacy. Ok? Quindi anche in questo caso ritorniamo di qua. Quindi anche qua la cosa, il consiglio che vi do è di disattivarlo se non lo usate, e più in generale è quello di scrivere solo informazioni generiche. E io uso spesso questa foto, ovvero io pubblico questa foto sul mio profilo social e dico: ma che bella casa mia, specialmente in questa foto con il sole di traverso, bellissima.
Chissà qual è quella a casa mia, mi commenta solo, sì, hai ragione, bella foto, da dove l'hai fatta da un elicottero, l'hai fatto da un altro appartamento, come l'hai fatta, l'hai usato un drone, insomma, tutta una serie di commenti. Ma chi non sa qual è casa mia, qua ce ne sono tante, qual è casa mia? Boh. Stessa foto, stesso commento, però andiamo a fare una cosa di questo genere qua. Si chiama "Ma che bella casa mia" e facciamo un cerchietto qua attorno. Facciamo un cerchietto qua attorno. Stessa foto, stesso commento, ma che bella casa mia, e caspita, questo è un problema. Perché? Perché l'informazione non è più generica, questa è ben specifica. Anche chi non sa che io abito lì, adesso lo sa. E questo genera tutta una serie di problemi a cui noi non potremo mai pensare, ma state tranquilli che un qualche criminale lo sa. Perché? Perché magari la prossima volta che scriverete ciao a tutti, vado in ferie 15 giorni, il criminale saprà che questa casa per 15 giorni è vuota. Oppure il criminale vi chiamerà e vi dirà: guardi, sono il primario dell'ospedale di Bologna e suo figlio è stato ricoverato da noi perché ha fatto un incidente. Se volete raggiungerlo, siamo qua. Voi prendete, partite in tromba perché pensate che vostro figlio abbia fatto un incidente, mentre magari vostro figlio ha semplicemente il cellulare spento perché è scarico, e questa casa è vuota, è libera per essere svaligiata, per fare tutto quello che volete. Quindi anche quando, per esempio, vedo qualcuno che si tagga, cioè si georeferenzia e dice presso il divano di casa mia, presso il bagno di casa mia. No, a parte essere proibito dalle regole di Facebook, perché le regole di Facebook dicono che si possono georeferenziare solo le attività commerciali, quindi non le abitazioni private, però mettiamo che la gente se ne freghi, è comunque un danno. Perché? Perché sappiamo che voi abitate lì e anche un molestatore di quelli che abbiamo visto prima potrebbe crearvi un problema. Potrebbe generarvi una serie di cose che qualcuno a cui piacete in maniera ossessiva potrebbe fare degli appostamenti perché ora sa che abitate lì. E quindi vedete che è sempre il caso di scrivere informazioni generiche. Io non mi sono mai taggato a casa mia. Se proprio voglio taggarmi, magari mi taggo nel bar di fronte. Perché? Perché chi sa dove abito, allora capisci che sono a casa. Però chi non lo sa, sa che potrei abitare in una casa qualsiasi intorno a quel bar. Ok? Quindi scrivere sempre informazioni generiche. E avete visto che per generico intendo anche magari delle foto, non necessariamente scrivere caratteri testo. Questo è un altro effetto che vi ho già anticipato prima, che è l'effetto memoria. Mi sembra anche di averlo accennato in un precedente evento, in cui vi ho detto che è difficile cancellare le informazioni da internet, anche proprio per effetto dell'effetto Streisand. Ovvero, questa è la casa della foto di Barbara Streisand in California. Lungo la costa della California c'è stato un fotografo che si è preso la briga con l'aereo, con l'elicottero, di fotografare tutte le ville della costa. Le ha pubblicate su internet, così. Tutte. Quindi a un certo punto una signora, Barbara, ha alzato il ditino e ha detto no, la foto di casa mia devi toglierla da internet perché io non voglio che si veda dove ho la casa. Il fotografo stesso non lo sapeva neanche quale fosse. E ho detto: scusi signora, ma qual è? Questa? Fine. Se una foto prima era stata vista 4 volte, adesso questa foto la trovate su Wikipedia
e sarà stata vista qualche miliardo di volte. Perché? Perché è un meccanismo umano che è amplificato 1000 volte su internet. Adesso farò saltare sulla sedia qualcuno, ma se vi dicessi per esempio non andate a cercare le foto osè della signora Serena, voi cosa fate? Andate subito a cercarle? Perché? Perché la curiosità umana è fatta così. Perché si formano le code agli incidenti? Perché la gente è curiosa, deve capire se è morto qualcuno, se c'è del sangue, quanto sono distrutte le macchine, qual è stata la dinamica, mille robe. L'animo umano è fatto così e su internet capite bene che è un attimo che una foto che prima non era mai stata vista venga vista 1.000.000 di foto di volte, che venga ripetuta 1.000.000 di volte proprio come un meme, come abbiamo visto prima. Perché viene ripresa e rivista 1000 volte. Quante foto avete visto che ricompaiono 1000 volte con didascalie diverse? Quelli sono dei meme. Cancellare da internet è molto molto complicato. Delle volte si riesce con gli strumenti della polizia postale, con la polizia, i carabinieri, si riesce a fare qualcosa, soprattutto se si riesce a intervenire molto velocemente, del tipo la pubblico adesso e tra 2 minuti la cancello. Insomma, spero che in quei 2 minuti nessuno abbia fatto uno screenshot che l'abbia girato al mondo, però insomma mediamente si riesce a cancellare abbastanza rapidamente. Però delle volte non si può, perché semplicemente internet è troppo grande per essere sotto il controllo di chiunque, ma anche, ripeto, anche del governo, anche degli Stati Uniti, anche della Cina, che la Cina ha un controllo assurdo sulle libertà personali dei propri cittadini. Anche là scappano cose, nonostante il controllo che ne fanno, perché proprio per questo effetto memoria, replica, e soprattutto quanto più un fenomeno voi dite no, tanto più la gente dice ah, perché è così tanto no? E allora va a cercarlo. Quindi se anche vi dovesse capitare, non andate a cercare la foto che ho pubblicato per sbaglio sul sito, sulla chat del calcetto, basta, avete finito di vivere. Perché? Perché la chat del calcetto sarà la prima a cui tutti quanti vorranno accedere o chiederanno a qualcuno che partecipa che foto era, che foto fosse. E perché tu hai chiesto di non andare a vederla. Quindi chiedendo di non vederla si amplifica l'effetto. Anche in questo caso, come nelle foto intime, è meglio non farne o pubblicare solo foto, o argomenti, testi, commenti che faresti vedere per esempio a un insegnante, all'insegnante di scuola di tua figlia, di tuo figlio o a qualcuno di cui hai fiducia. Ok? Quanti commenti abbiamo visto di sanitari che si dichiaravano contrari a alcune pratiche e dopo dicevano eh no, mi hanno hackerato l'account. No, non ti hanno hackerato l'account, sei stato tu a scrivere quella stupidaggine lì e dovevi pensarci prima di scriverla. Anche perché, ripeto, su internet si vede subito tutto. Ti hai visto come è tracciato? Se io vedo che quel post, quel commento l'hai scritto da casa tua, puoi dirmi che ti hanno hackerato l'account, però era geolocalizzato a casa tua. Sono venuti i ladri a casa tua per scrivere il commento, puoi scappare senza che tu abbia fatto nessun'altra denuncia perché ti hanno portato via neanche un orologio. Capisci che diventa un po' impegnativo da sostenere come tesi che ti hanno hackerato l'account. Bene. Questo argomento ne avevo già parlato nel primo seminario in merito alle credenziali e furto di identità, quindi sarò abbastanza breve. Per compensare questa brevità ho aggiunto degli altri contenuti. Il furto di identità è un qualcosa di serio. Perché? Perché è un problema sottovalutato e per questo motivo. Ma sì, il PIN del mio cellulare lo sanno tutti, anche a scuola, lo sanno tutti in classe mia. Intanto io, cosa vuoi che
abbia di segreto dentro la mia email, dentro il mio social, dentro al mio... Ma il tranello del diavolo sta proprio lì. Ma la password della mail di mio papà, che fa 70 anni, è 1, 2, 3, 4, 5. Cosa vuoi che ci sia nella mail di mio papà? Vero? I dati contenuti in quel profilo hanno valore 0. Ma non è il valore dei dati contenuti in quel profilo che è importante, è il valore di quella identità che è alto. Ve lo spiego con un esempio molto semplice. Se voi domani vedete sulla mia pagina che pubblicizzo acquista questa moneta di Bitcoin che domani diventerai ricco, caspita, l'ha detta Davide Grossato, di cui ho ascoltato un seminario che mi è sembrato abbastanza convincente, che sa quello che dice e pubblica una roba del genere, vuol dire che lui, Davide Grossato, ha fatto delle verifiche e quindi mi fido e compro queste monete virtuali. Risultato, truffa clamorosa. Cosa è successo lì? Probabilmente sono stato vittima di un furto di identità, ovvero qualcuno si è spacciato per me. Perché? Perché se quelle stesse informazioni compra questa moneta virtuale che domani diventerà, diventerai milionario, ve l'avesse detto un criminale sotto un ponte col cappuccio in testa, probabilmente avete detto scusa Ciccio, grazie ma no grazie. Invece l'ha detto Davide Grossato, di cui mi fido, e quindi... Ma lo stesso vale anche per il profilo di mia figlia che ha 14 anni? Anche il suo è importante, ma non perché dentro ci sono le immagini dei suoi fumetti preferiti, che hanno valore 0 per un criminale, ma quanto per il profilo, l'identità di una ragazzina di 14 anni. E quindi se le hackerano, quindi le fanno un furto, se un criminale entra nel suo e le ruba l'identità e manda col suo account un messaggio a tutti i suoi compagni di classe: ragazzi, troviamoci stasera a mezzanotte nel campetto dietro la chiesa perché facciamo un flash mob per la fine della scuola. Capite bene che è un problema. Perché? Perché magari su 30 ragazzi, un 2-3 ci cascano e questi 2-3 si trovano nel campetto dietro la chiesa, che è buio, dove magari c'è il criminale che ha rubato l'identità di mia figlia e se li porta via. Capite bene che non è tanto il fatto che dentro alla mail di mia figlia ci fosse immagini in fumetti, che ha valore 0, ma è la sua identità che ha un valore, perché lei è candida, ha 14 anni, non può mentire, non fa cose strane, non fa cose a cui noi non pensiamo. Mentre se lo stesso messaggio, stasera troviamoci nel campetto dietro la chiesa, fosse arrivato da una persona sconosciuta, col piffero che io vado stanotte a mezzanotte dietro al campetto, dietro la chiesa. Non ci vado. Perché? Perché, scherzi, uno sconosciuto mi chiama a mezzanotte in un posto buio e io ci vado. Però se me lo dice Maria Chiara, cioè, è una mia compagna di classe, perché io devo pensare che non è lei? Quindi capite che il furto di identità è una cosa molto importante, una cosa proprio da evitare. Quindi anche qua ritorniamo ai consigli che vi ho dato l'altra volta. L'identità è una cosa di importante, tanto che ha una norma sua anche a livello di Stato con lo SPID. Lo SPID è un sistema di identificazione nazionale su cui tutti quanti possono autenticarsi, e in cui abbiamo tutto il discorso delle password che abbiamo visto la volta scorsa, ovvero, se vi ricordate, consiglio di usare password intelligenti. Perché? Perché noi siamo abituati a fare delle password come la numero 3 che vedete qua.
che è impossibile da ricordare. E se già riesco a ricordarmela, userò sempre la stessa per tutti. Mentre, per esempio, se io ho quella che chiamo un protocollo, un modo per crearmi le password, diventa tutto molto più semplice. Perché? Perché io riesco a ricordarmela, la mia password è facile da ricordare, sempre diversa e lunga. Vedete che in questo caso, per esempio, è 18 caratteri. Perché ci ritorno sempre sul lunga? Perché se è corta, semplicemente un criminale prova tutte le possibili combinazioni finché non trova quella giusta. Se è molto lunga, ci impiega qualche milione di anni, che è un tempo che va oltre quello che lui ha a disposizione. Ok? Quindi, ripeto, usare password intelligenti, ovvero create seguendo un protocollo. Un protocollo che dice, c'è una prima parte fissa, una parte intermedia, che può essere l'anno, può essere l'anno di nascita, quello che volete, e una parte collegata al sito, in modo da renderla sempre diversa. Ovviamente il protocollo l'unico limite è la vostra fantasia. Uso solo le sillabe. La mia password di libero è LBR, la parte finale. La prima parte è password 17 LBR. Quella di Gmail è GML, è corta, però attaccata a password 21 GML è lunga. Poi ci metto sempre 2 punti esclamativi alla fine. E quindi vedete che ho una password lunga, sempre diversa, facile da ricordare. Perché? Perché non mi devo ricordare la password, ma il protocollo, ovvero il modo con cui le ho create. La seconda cosa, ve l'ho già anticipata prima, è quella di usare l'autenticazione a 2 fattori, ovvero un primo passaggio nome utente password e il secondo passaggio autorizzare via cellulare. E qua rientra proprio il discorso della memorizzazione dell'uso dello smartphone. Okay? Le banche sono stati i primi a utilizzare questi fattori. Adesso, per esempio, ho visto che dall'ultimo mese è diventato obbligatorio per le carte di credito la tripla autenticazione. Quindi voi avete un nome utente e una password. Poi avete un codice SMS che viene mandato sul cellulare o sull'app della banca o via SMS e dovete inserire un terzo codice che vi è stato comunicato in busta chiusa. Quindi avete minimo 3 passaggi. Okay? Anche in casi dove, tipo per esempio PayPal, adesso, prima poteva essere uno solo, un nome utente e password, adesso c'è almeno il secondo fattore generato tramite un'app sul cellulare, altrimenti non riuscite a pagare nemmeno più con PayPal. Insomma, sono diversi passaggi che sono diventati molto complicati. Bene, questo è un altro argomento mentre un po' più leggero rispetto a quelli che abbiamo appena affrontato. Insomma, avete visto la curva com'è leggero, pesante, adesso stiamo ritornando un po' su più leggero, che è quello dei messaggini. Ovvero, questa è una cosa spesso trascurata a cui noi non facciamo caso, ma io vi mostro questo. Questi ragazzi mi fanno morire. Mi fanno morire in positivo o in negativo? Vedete che quando noi scriviamo ci mettiamo tutto quello che noi abbiamo, tutto il nostro stato d'animo. Ci mettiamo, io adesso sono incavolato come una bestia perché mi stanno facendo morire questi ragazzi, mi fanno delle domande a cui non so rispondere. Però tutto quello che io mando sono questa sequenza di caratteri. Dall'altra parte cosa arriva?
questa sequenza di caratteri. E quindi tutta la mia rabbia, tutta la mia energia, di là arriva 0, 0 O. Perché? Perché di là arrivano solo quei caratteri che non trasmettono tutto. Mentre per esempio, se io vi faccio vedere questo, questi ragazzi mi fanno morire ed ho la faccina sorridente con la lacrimuccia, perché mi stanno facendo morire da ridere, perché mi fanno delle battute a cui io non avevo mai pensato, sono troppo geniali. Oppure, vedete, stessa sequenza di caratteri in cui invece della D metto una parentesi aperta, quindi la faccina complessiva è triste. Lo evidenzio per gli anziani che devono mettere la testa così per vederla, ok? Scusatemi, ma è una cosa che ho notato anche con mio papà, che quando mostrava queste cose qua faceva così con la testa. Vedete che ho cambiato un carattere e ho cambiato completamente il senso del messaggio. E quindi vedete che anche in questo caso la comunicazione attraverso gli smartphone è fondamentale usare un trucco che è quello di usare le faccine, le emoticon, ovvero di cercare di trasmettere anche le emozioni, quello che voi state mandando. Perché voi siete presenti in voi, però di là arrivano solo quei caratteri. Quindi se scrivete sì, ok, ma sei contento o no? Potevamo fare in maniera diversa o andiamo avanti con la discussione? Mettete le faccine. Perché? Perché le faccine servono per comunicare uno stato d'animo e quindi aumentare la comunicazione e diminuire la possibilità di fraintendimenti o di equivoci, come abbiamo visto prima. Ok? Dopo, ripeto, ce ne sarebbero 1000 di argomenti. Io adesso tratterò gli ultimi 2. Perché dopo c'è per esempio il problema di parlare in pubblico. Quando noi scriviamo sul cellulare, non scriviamo al cellulare, scriviamo a una platea virtualmente infinita, quindi dobbiamo sempre considerare chi ci può leggere, cosa legge, cosa capisce. Però il prossimo argomento di cui volevo parlarvi, che è spesso trascurato, è quello della privacy. Vedete che prima l'ho già accennato. Molto spesso è sottovalutata o comunque noi siamo facilmente tentati a barattarla per esempio, la sicurezza. Questa frase "Who watches the Watchmen" è tratta da un altro fumetto famoso che è appunto The Watchmen, che sta proprio a indicare perché dobbiamo essere sempre controllati, perché non abbiamo la nostra privacy. La nostra privacy è un qualcosa di intimo, come la libertà è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano. Ripeto, anche mia figlia che ha 14 anni, è la cosa che amo più al mondo, che vorrei proteggere in tutti i modi, però anche lei ha diritto alla propria privacy. E quindi state attenti quando qualcuno vi dice male non fare, paura non avere. A parte che non era una frase di Gandhi, ma era una frase di Hitler, che sappiamo non era proprio un personaggino positivo, almeno non per i suoi fan. Però vedete subito che come a questa affermazione si può rispondere, se io non faccio niente di male, tu non hai nessun motivo per controllarmi, sì o no? Ma se poi è il governo a decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato, quello che oggi magari è consentito, domani non è consentito. Adesso questa registrazione e questo seminario è registrato e magari prima io ho usato delle parole che sono poco consone, che non sono più adatte, che domani potrebbero generarmi una serie di problemi, perché il governo decide che la parola patata
non è più permessa perché è allusiva a una parte, ha una connotazione sessuale, basta, io vengo messo all'indice, vengo messo in prigione perché ho pronunciato la parola patata. E come fanno a saperlo? Guarda qua, vediamo la registrazione, tu l'hai detta anche più di una volta, ma allora si poteva dire patata, intesa come tubero? No. Dentro perché noi abbiamo deciso che patata non si può più usare. E infine, io non so che cosa succede una volta che tu hai questi dati, che uso ne fai. Potresti fare un uso anche non consentito? Avete presente quando c'è stato un periodo in cui negli aeroporti c'erano i body scanner, in cui ti facevano l'ombra della tua silhouette per vedere che non avessi roba. A parte che la sicurezza aggiunta era minima, ma il primo problema qual è stato? Che la silhouette di Sharon Stone, di tutti una serie, Richard Gere, eccetera, sono finite su internet. Come hanno fatto a finire su internet? Una volta che queste informazioni ci sono, perché non mettere su internet la cellulite di Sharon Stone e farsela pagare un tot la foto della silhouette? A me è rimasta sempre impressa una frase di Richelieu che diceva: datemi 5 righe scritte dal più innocente degli uomini e io ne troverò abbastanza da farlo impiccare alla torre più alta. Perché è normale. Perché se noi abbiamo una serie di informazioni che non dovremmo avere, non sappiamo come potranno essere usate. E quindi cerco di accelerare. Anche in questo caso cercate sempre di difendere la vostra privacy, di pretenderla, non di, ma sì, lascia che registra mentre io vado in doccia. No, io quando vado in doccia non voglio essere registrato, perché quando vado in doccia mi metto a cantare. E non voglio che quel video arrivi ai miei amici, perché altrimenti mi prendono in giro finché campo. Ma cosa vuoi che sia? Non si vede mica che sei nudo. No, ma io non voglio essere registrato quando vado in doccia. Perché sono stonatissimo, perché ho una serie di problemi, però non voglio. Quindi anche quando andate a firmare ma sì, accetta che intanto non succede niente. No, non succede niente. Allora, sto firmando che sono iscritto a tale associazione. Se questa informazione viene messa in giro, io potrei non esserne felice, perché potrebbe causarmi dei danni. Guarda, lui è iscritto a e quindi è un... Okay? Quindi anche la privacy, ripeto, sarebbe bisogno di un seminario solo sulla privacy, solo l'importanza, tanto che avete visto che anche questo è un argomento regolamentato a livello europeo. Non stiamo parlando di una legge italiana come lo SPID, ma il GDPR è un regolamento europeo, quindi se ne sono interessati i politici a livello europeo, vuol dire che effettivamente forse è un aspetto da considerare, ok? Da non trascurare. Infine, l'argomento che è un po' più problematico, specialmente in questi ultimi problemi, che è quello delle bufale, delle fake news, delle false notizie, eccetera. E tutti quanti dicono che è tipico di internet. E invece io volevo mostrarvi proprio che le bufale e fake news, anche a livello mondiale, sono sempre esistite. Questo, per esempio, è il famoso I protocolli dei Savi di Sion, ovvero un libretto che diceva che gli ebrei anziani del Cecoslovacchia avevano un piano per conquistare il mondo. Ed è scritto tutto nei minimi dettagli e per a causa di questo documento sono morti milioni di ebrei. Ancora oggi nel 2021 muoiono persone per questi protocolli di servizio. E questo è un documento falso. È un documento ripreso scimmiottando alcune parti di documenti precedenti, facendo proprio il copia e incolla di documenti precedenti, costruito ad hoc da un'agenzia segreta russa proprio per screditare
gli ebrei cecoslovacchi, ed è falso, ma ci sono caduti tutti. Ci sono stati un presidente degli Stati Uniti, Ford se non sbaglio, che l'ha pubblicato. Dopo, quando il Time ha detto fermi tutti, guardate che è falso, non ha scritto nessuno sto qua, l'ha scritto un'agenzia segreta russa, copiando, e ha fatto vedere prove alla mano, documenti precedenti. Vabbè, nel caso del presidente li ha distrutte queste copie, però l'editore italiano ne aveva già stampate 500.000 copie, non le ha mica distrutte. E ha detto, sì, ok, è falso, però potrebbe essere vero, potrebbe essere realistico. No, se una roba è falsa, punto. E invece, ripeto, in alcuni paesi, soprattutto per esempio quelli arabi, i protocolli dei Savi di Sion è un documento falso, ripeto, falso, che viene usato come motivo per lo sterminio degli ebrei. Andando indietro nella storia potremmo trovarne molti altri esempi. Io preferisco ritornare a casi più eclatanti, più moderni. Le fake news, le false informazioni che riguardano i vaccini, non voglio neanche entrarci. Noi abbiamo, come associazione, delle volte abbiamo anche interi seminari solo sui vaccini. Io parlo anche preferisco parlare di altri, tipo, non so, quello delle scie chimiche, le scie dei vapori lasciati dagli aerei, oppure, non so, che qualcuno ci ha visto il diavolo nel fumo delle torri gemelle. Beh, io ci vedo un Teletubbies, però ognuno ci vede quello che vuole. Io queste grandi bufale, come le chiamo, non voglio entrare molto, anche perché, per esempio, questa dei vaccini è una cosa che mi sta molto a cuore e che mi manda veramente molto in bestia, cioè mi provoca dei sentimenti molto forti per tutta una serie di motivi. Io però non voglio parlare delle grandi bufale, io voglio parlare delle bufale, quelle più piccole, ma non quelle che riguardano comunque i grandi personaggi. Questa è Laura Boldrini, a cui sono state affidate le cose più assurde. Gli immigrati senza reddito dovrebbero avere i sacchetti per la frutta e verdura gratis, non so se vi ricordate una polemica del genere. Io non sto parlando di lei, ma non sto parlando di lei perché lei fa causa e le vince perché questi hanno detto informazioni false e fino adesso tutti quelli querelati ha sempre vinto. Io parlo di questo ragazzo qua. Questo ragazzo qua ha perso la vita per colpa di una bufala. Non è morto, però vedete. Ciao, per favore segnali questo profilo a un bastardo che manda foto nude a tutti, un pedofilo, grazie, dimmi se lo fai. Invece lui era un padre di famiglia con 2 figlie e una moglie. Non è mai stato pedofilo. Questo probabilmente è stato un atto criminale col senno del poi, ma magari è partito con uno scherzo. Ha perso il lavoro. La moglie non è più riuscita a fidarsi, l'ha lasciato, è stato picchiato 2 volte, una è stato ridotto in fin di vita e lui non c'entrava niente, non è mai stato pedofilo. E quindi, quando le bufale cominciano a diventare personali, invece di riguardare persone famose, cominciano a riguardare, non so, vostra zia e vostra mamma che vengono fatte girare sulle WhatsApp del paese dicendo avete visto queste 2 zingare stanno facendo i sopralluoghi nel nostro paese, rovinano la vita alla vostra famiglia, perché dopo vai tu a dire no, ma noi non siamo zingari, siamo sempre abitati qua. Sì, lo dici tu questo. Intanto io ti bastono un po' e dopo ne parliamo. Quindi diffondere informazioni false è sempre sbagliato a prescindere. A me è sempre fatto, non so se avete mai visto quella foto dei lupi in coda dove dicono il maschio davanti, quello alfa che guida il gruppo, in coda ci sono quelli più anziani a proteggere le retrovie.
No, il messaggio sarà bellissimo, ma quella davanti è una lupa, tra l'altro, quindi una femmina. E quelli ultimi non sono neanche i più anziani, sono degli altri lupi. Quindi anche se il messaggio è bello, è falso, punto. È sbagliato diffonderlo, perché è sbagliato, perché è falso. E le implicazioni di quello che i danni che può fare una bufala sono infiniti. Muoiono delle persone per le false notizie. Perché se io non mi vaccino perché penso di morire per il vaccino e dopo prendo la malattia con una probabilità molto più alta e muoio, sono morto non solo per la stupidità mia, ma perché per colpa di una notizia falsa. Oppure peggio ancora, che è la parte che più mi fa imbestialire, scusatemi se devo comunque dirla. Se io prendo il Covid e io sono vivo, però lo prende e lo trasmetto a mio papà, che ha 70 anni, e lui muore. Io sono un criminale. Perché io sono sopravvissuto, anche se non mi sono fatto il vaccino, ma lui no. E se invece di essere mio padre è mia figlia, è stata contagiata perché tu hai scelto di non vaccinarti, io vengo a cercarti a casa, sappilo. Lo so che è sbagliato, però quando si parla di mia figlia io non capisco niente. Cosa fare per le bufale? Le bufale ce ne sono 1000, vedete che questo per esempio è il decalogo Basta Bufale, promosso dalla Camera dei Deputati, dal MIUR, dal governo, dalla RAI, Google, più una serie di altri. Le informazioni, i consigli sono i più vari, chiedi le prove, controlla più fonti. Esempio, se domani leggete sono atterrati gli UFO a Roma, non pensate che se atterrano gli UFO è la prima notizia del telegiornale? Non è perché c'è scritto il Fatto Quotidiano allora è vera, non è perché è scritta su internet allora è vera. Controlla più fonti, prova a vedere se c'è qualcuno che potrebbe avere un vantaggio, chiedi a qualcuno di esperto, esperto veramente, non chiedere al tuo meccanico se i vaccini fanno male. Io ho massimo rispetto per il tuo meccanico, però non è un medico. E l'unico consiglio che io mi sento di dare è proprio questo, quello di usare il cervello. Se fosse vero che le scie chimiche fanno male, i piloti, le hostess, gli addetti all'aeroporto, tutte quelle persone lì, non pensate che prenderebbero qualche precauzione? Se fosse vero, che ne so, che gli zingari segnano con un alfabeto particolare le case, sti segni dovremmo vederli? Quindi usate sempre il cervello, siete sempre critici, non credete a una notizia, siete sempre scettici. Io sono un scettico patentato. Quindi alle cose che mi dicono non le credo perché me le dice Davide piuttosto che me le dice Serena. Ci credo perché le capisco, perché controllo altre fonti, perché ho sentito altri pareri. Non ho sentito solo pareri che mi danno ragione, ho sentito anche dei pareri contrari. Ho letto qualcosa fuori dalla mia bolla, fuori da quello che conferma le mie idee, mi sono fatto un'idea mia. E qua appunto abbiamo il discorso della responsabilità, il discorso che questi sono strumenti potentissimi e che quindi quando noi mandiamo i nostri figli per strada in bici o col motorino, meglio ancora, gli diamo un grande potere perché sono autonomi,
perché possono andare dagli amici senza che noi dobbiamo portare, possono andare a scuola senza che essere sotto il nostro controllo, quindi possono fare il giro più lungo, possono passare a salutare Maria, possono passare a prendersi un gelato, possono fare quello che vogliono, sono più autonomi, hanno un grossissimo potere. Questi strumenti ci conferiscono un fortissimo potere di comunicare, di poter informarsi, di poter leggere, di confrontare più fonti, come abbiamo visto, eccetera. Però, come ben sappiamo, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E qua ritorniamo al mio amato Spider-Man. Abbiamo la responsabilità di usare questi strumenti in modo consapevole, in modo maturo, consapevoli. Dopo noi siamo liberissimi di fare le foto nostre nudi, però sappiamo adesso che possono generarci dei problemi. Noi siamo liberissimi di decidere di andare per strada a contromano, sappiamo che potremmo avere un incidente. Ok? Io con questo ho concluso e quindi lascio spazio alle domande. E interrompo la condivisione. Bene, so che è arrivata, alla fine è arrivata un po' così a tradimento, e quindi vi lascio un attimo per pensare a qualche domanda. C'è qualcosa che vorreste approfondire, qualche curiosità, qualcosa in particolare che vi piacerebbe? Io mi rivolgo anche a Marina, Serena e gli altri. Finché aspettiamo le domande, e se ce ne sono, ovviamente se non ce ne sono perché sono stato così esaustivo, meglio, oppure adesso arrivo a rispondere ad Alcim. Finché aspetto altre domande, vi ricordo che c'è in chat un questionario di gradimento da compilare che è molto utile sia per l'organizzazione che anche per me, perché il seminario che avete sentito questa sera è anche frutto dei questionari di gradimento compilati dalle persone che mi hanno ascoltato prima, che mi hanno consigliato quali argomenti mettere, quali togliere, quali approfondire, cosa fare, cosa non fare. E quindi è una cosa molto importante, non solo da un punto di vista di gestione del progetto, ma anche proprio personale per le persone coinvolte. Perché? Perché io faccio sempre tesoro di queste informazioni, di queste osservazioni, eventuali consigli su miglioramenti, eccetera. Allora, la domanda di cronologie e posizioni è attiva solo con la geolocalizzazione attiva? No. Perché? Perché sia Google che gli iPhone, quindi Apple, usano quella che viene chiamata la geolocalizzazione a bassa precisione, perché c'è quella alta precisione, quella che fa uso appunto appunto del GPS, delle coordinate, quindi sa con uno scarto di 2-3 metri dove siete. Dopo magari se state fermi sempre in una posizione anche si riduce la precisione. Ma si usa anche una bassa precisione che è basata per esempio sulle reti Wi-Fi o sugli altri dispositivi. Esempio, l'Apple ha commercializzato dei tag, che sono degli affarini rotondi così, che servono appunto per ritrovare, non so, il cellulare, le chiavi dell'auto, le chiavi di casa, che le perdo sempre perché non mi ricordo mai dove le appoggio, eccetera. E su cosa si basa? Non si basa certo sul GPS o comunque in minima parte sul GPS, perché date le dimensioni non può basarsi, ma si basa per esempio sulla presenza di altri dispositivi. Quindi il tag sente il mio cellulare,
Il mio cellulare ha il GPS, quindi lui sa dov'è. Anche se lui stesso, il tag piccolino, non ha il GPS. O comunque sente che è un wifi, è collegato a un wifi, che quando è passata la macchinina di Google ha detto la connessione wifi Davide Grossato 5G è in quella posizione lì. Dopo non ha la precisione di 2-3 metri, però se anche ha una precisione di 200-300 metri sappiamo che è comunque in questa zona. Quindi la geolocalizzazione è attiva anche senza GPS. Una brutta notizia però. Il cellulare per esempio ha una cella cellulare appunto dove si connette. Sono state mappate tutte le posizioni delle celle, quindi una cella può avere anche un raggio di un paio di chilometri, perdo di precisione, però se io sento che il cellulare è collegato a quella cella, sarà distante 1 chilometro dall'antenna, però la zona quella non è a Roma, è qui a Cavarzene, è da un'altra parte. Allora, mi resta il dubbio di come poter effettuare un backup sicuro delle foto personali. Il discorso dei backup rientra in un argomento un po' più articolato, però si può rispondere comunque in maniera facile. Primo, i backup devono esserci. Cosa vuol dire i backup devono esserci? Vuol dire che voi non potete avere delle informazioni o delle foto in un'unica posizione. Quando voi avete delle informazioni, dei documenti, delle foto in un'unica posizione, c'è qualcosa di sbagliato, vi si deve accendere una spia. Quindi il fatto che ci sia il backup automatico su internet delle vostre foto è una cosa positiva. Io faccio un passo in più. Le mie foto sono sul mio cellulare, sono sincronizzate in automatico sul cloud. Il mio cloud è comunque protetto da nome utente, password, doppia autenticazione, notifica di accesso e tutto il resto. E in più periodicamente copio, svuoto il cloud, perché il cloud ha comunque una dimensione che a un certo punto viene raggiunta, viene riempito e quindi lo svuoto, passatemi il termine, e lo salvo su dei dispositivi offline, quindi un disco come questo. Attenzione che ormai il costo per terabyte, quindi miliardo di informazioni è ormai bassissimo, costa 40 euro un terabyte, con l'astuccio, con tutto quanto, insomma, costa niente e ci sta tutta la vostra vita dentro. Questo perché? Perché periodicamente scarico, svuoto quindi il cloud e lo salvo su un dispositivo offline, quindi proprio sconnesso da internet. Perché? Perché se il mio account viene compromesso e mi cancellano le foto, oppure perdo il cellulare, mi si brucia il cellulare, le informazioni contenute in questo che sto tenendo in mano non sono raggiungibili in nessuna maniera. Poi dopo, vabbè, paranoia mia, io di questi ne ho 2, adesso l'altro l'ho in un'altra posizione lontana da questa, proprio perché questo connesso, backup, connetto l'altro backup, in modo che così quando uno è connesso, l'altro comunque è sconnesso. E mi è già capitato, perché mi è già capitato, che magari, non so, questo mi cade, non è che io perdo tutta la mia vita perché questo mi cade e si rompe e non è più recuperabile. O perdo le foto, non so, della cresima o del battesimo di mia figlia. Perché? Perché ce l'ho in una terza posizione. Quindi fate il conto di dove sono memorizzate le informazioni. Se il conto è 1, c'è qualcosa di sbagliato. 2 va bene, 3 è meglio. Soprattutto perché il costo del terzo è irrisorio. Ok, vediamo se ci sono delle altre domande qua. Si può avere la registrazione del seminario, dovete chiedere agli organizzatori, ma penso non ci siano grossi problemi. Basta che non usiate per diffamarmi, come ho spiegato prima, quando ho spiegato della privacy. Se non ci sono altre domande,
Io sono a disposizione, avete tutti i miei riferimenti, li trovate sul sito web, sul sito di Ispiro, sulla mia pagina, eccetera, e sono a disposizione per altri seminari tipo questo. Okay. Se la Marina o la Serena vogliono dire qualcosa dopo aver abilitato il microfono. Marina, non ti sentiamo. Mi sentite? Ecco, sì, scusa. Allora, se non ci sono altri interventi, direi che possiamo chiudere qui la serata, perché abbiamo raggiunto l'orario previsto in programmazione. Ringraziamo l'ingegner Davide Grossato per la sua chiara, come sempre, esposizione, e vi annuncio che abbiamo in programma un altro evento formativo in questo mese, che si articolerà sempre in 2 serate, il 24 giugno e il 1° luglio, nello stesso orario dalle 18 alle 20. Il tema sarà i social media oggi, Facebook Link e i nuovi social emergenti. L'incontro lo terrà la dottoressa Alberta Bazzotti, che avete visto nelle altre precedenti serate che ha collaborato con noi. E la dottoressa Bazzotti è specialista della formazione presso T2I e esperta in comunicazione digitale. Vi ringrazio tutti per la partecipazione. Non so se Serena vuole dire qualcosa. E allora ci salutiamo e vi diamo appuntamento. Serena vuole ribadire che non ci sono foto sue Eusè in giro. No, esatto. No, quelle no. Allora, grazie a tutti per la vostra partecipazione. La registrazione ce l'avremo, Sì, aspettateci qualche giorno, esatto. ma poi ce l'avremo. Quindi chi è interessato ad avere la registrazione basta che ci mandi una mail e noi poi sarà caricato sul sito, ma insomma diteceli, mandateci la mail, che ho visto la signora, ma era Donatella, non so, dal nome non capisco, non ho la sua mail, ci comunicano, ci danno la mail e noi mandiamo le registrazioni. E vi ricordo anche, per chi fosse interessato, il materiale che l'ingegnere Grossato mette a disposizione sugli argomenti trattati questa sera. Grazie a tutti. Grazie. E al prossimo incontro. Saluto a Grossato, che è stato, come dire, veramente molto chiaro, soprattutto chiaro. Sono presa appunti chiari. Buona serata. Buona serata.